Assistere a un dibattito in parte surreale. In parte surreale perché si parla di questo pasticcio, di come riuscire a risolvere questo pasticcio. Si corre il rischio di perdere di vista le cause di questo pasticcio, no? E lo sappiamo perfettamente che all'origine c'è questo approccio legato ai project financing. E questo è io più volte l'ho sollevato questa questione anche all'inizio della legislatura e continuo a sollevarla perché finché ci troviamo ad affrontare delle situazioni decise da altri, le cui conseguenze devono essere affrontate da tutti noi e pagate dai cittadini veneti, è chiaro che il dibattito si fa in alcuni casi anche acceso. L'approccio che si è avuto in questi anni, negli anni passati, al project financing è l'approccio di uno che decide, l'ente pubblico, di farsi mettere un cappio al collo da parte del privato. E la cosa che può sembrare strana, ma non lo è che quando colui che si è fatto mettere il cappio al collo si agita, il cappio si stringe sempre di più. L'ente pubblico ha tentato di agitarsi nel 2013 e ha provocato un'ulteriore stretta del cappio. Ci stiamo agitando ancora adesso e stiamo provocando un'ulteriore stretta del cappio. Non so se sarà l'ultima, mi auguro sia l'ultima. Però questa è la situazione con i project che prevedono, per la loro natura così come applicata nella nostra regione, prevedono guadagni esagerati per il privato e prevedono costi esorbitanti per il pubblico. Questo l'abbiamo più volte constatato, ma non solo per questa opera importante che è la Pedemontana, ma per molte altre situazioni, le cui conseguenze forse saremo chiamati ad affrontare nel prossimo futuro. Allora, quando abbiamo a che fare con queste situazioni e tentiamo di agitarci, noi sappiamo che abbiamo una sola via di uscita. La sola via di uscita è quella di veder riconosciuto il reato di usura. Perché, così come dice il codice, se non viene riconosciuto il reato di usura, visto che gli interessi e la remunerazione che viene garantita al capitale investito dai privati è così spropositata da superare i livelli previsti dal codice, se si riconoscesse il reato di usura, la Regione potrebbe avere gli strumenti per poter rescindere i contratti di project, che sono contratti capestro, che in nessun caso permettono alla Regione di potersi svincolare. Questo è quello che succede. Io mi auguro vivamente che chi sta verificando la situazione dei project possa divenire presto alle conclusioni delle indagini in corso da qualche anno, per permettere alla Regione di addossare a chi di competenza le proprie responsabilità e per permettere alla Regione di poter svincolarsi da questo nodo scorsoio. So che la Procura di Venezia è molto impegnata alla questione del Mose e a tutte le diramazioni, tanto da tenerla impegnata anche e rallentare la pubblicizzazione degli effetti di altre indagini che riguardano altri settori, che riguardano anche la regione del Veneto. Spero che nonostante queste difficoltà le procure possano fare emergere gli esiti di queste indagini per fare in modo che tutti noi possiamo conoscere la verità. Parlavamo di scelte fatte da altri e dobbiamo capire che se tutti ci dicono che dobbiamo finire quest'opera, tutti no, lo dicono anche le opposizioni. Prima quando si parlava di responsabilità, e attenzione, per quanto riguarda anche alcune indagini in corso, voglio ricordare, tanto per la questione di responsabilità, che alle volte quando ci sono interessi così grandi, purtroppo questi interessi sono trasversali. Voglio ricordare che il collettore delle tangenti nel settore Mose era il capogruppo del Partito Democratico della Regione del Veneto. Non era uno della maggioranza,
perché gli interessi erano trasversali, come trasversali sono anche in altri settori. E questo ci fa capire perché alcune azioni della maggioranza vengono così difese dall'opposizione o da una parte dell'opposizione. Ma questo lo vedremo a tempo debito. Questo lo vedremo a tempo debito. Allora, per quanto riguarda l'opera che deve essere finita perché altrimenti rimarrebbe una ferita aperta sul territorio, disagi incredibili per i residenti, che continuano a subire i residenti. E quindi noi riteniamo, io parlo in qualità di consigliere regionale di Fratelli d'Italia, ma anche di coordinatore regionale del mio partito in Veneto, noi che non abbiamo alcun tipo di responsabilità né sulle scelte passate né su quelle presenti su questa vicenda, lo dico con fermezza e lo posso dimostrare sempre. Non tutti possono dire la stessa cosa anche tra i banchi dell'opposizione. Noi voteremo il provvedimento non solo per senso di responsabilità e non solo per lealtà nei confronti di questa maggioranza. Lo voteremo perché riteniamo sia il male minore, anche perché ci si deve spiegare qual è l'alternativa. Non ho capito, sinceramente, l'opposizione ha fatto alcune proposte per quanto riguarda l'alternativa possibile, ma partendo dal presupposto che sarebbe per noi una cosa devastante per il nostro territorio, al di là di attardarci, qualcuno ci penserà a individuare le responsabilità. Noi abbiamo il dovere di trovare delle soluzioni, anche se i problemi sono stati causati da altri. Noi abbiamo il dovere di trovare delle soluzioni per evitare quel disastro immane che si provocherebbe se non affrontassimo con senso di responsabilità questa vicenda. Allora, siccome ad origine, come ripeto, c'è la questione delle clausole contrattuali del project, abbiamo un elemento fondamentale che è legato al fatto che tra queste clausole c'è quella prevista che deve garantire al privato quello che viene definito come l'equilibrio finanziario minimo, cioè il guadagno certo per il privato. Se la Regione non garantisce l'equilibrio finanziario minimo al privato, dice la regola contrattuale, la Regione deve pagare la differenza con i soldi pubblici. Questo è il meccanismo. Quindi, se poi aggiungiamo, quando la Regione si è agitata nel 2013, provocando un'ulteriore stretta del nodo scorsoio, quando si dice che bisogna tenere conto anche delle condizioni di mercato, ed è lì che ci andiamo ad impiccare, le condizioni di mercato prevedono ulteriori elementi negativi e penalizzanti per l'ente pubblico. Questo è quello che accade. Allora, e questa clausola, ricordatevi, è all'interno di tutti i project, perché chi ha ideato i project, in comune accordo con alcune cordate di privati, le ha ideate per avere gli stessi soggetti, partecipanti e vincitori probabilmente. Qui c'è stata una sorpresa che, nonostante fosse stato ideato un percorso, il vincitore è stato un altro, nonostante si fosse ideato un percorso diverso. Allora, siccome adesso dobbiamo trovare questa soluzione, l'alternativa qual è? Visto che il privato continua ad avere il coltello dalla parte del manico, e lo avrà anche dopo, perché è la natura del project che da sempre è il privato il coltello dalla parte del manico. Allora, se sappiamo che le clausole continuano a favorire il privato, se noi decidessimo, bene, la Regione non se ne interessa del fatto che il privato possa fallire e che l'opera possa bloccarsi, ma proviamo a capire quali possono essere le conseguenze. Quindi noi diciamo non vogliamo mettere alcun tipo di addizionale e lasciamo che le cose vadano come vanno. Siccome c'è la condizione di mercato e l'equilibrio finanziario minimo,
E siccome la Regione ha ipotizzato, anzi nel contratto ha stimato un flusso di traffico che è diverso rispetto a quello contestualizzato, quello che dovrebbe pagare la Regione è 100, forse 1000 volte di più rispetto a quello che siamo chiamati adesso a fare attraverso questa azione per il reperimento di 300 milioni. Perché se noi diciamo bene andiamo in contenzioso con il privato intanto ci tiene bloccata l'opera per anni in attesa di vedere l'esito del contenzioso. Il privato dice alla Regione: è colpa vostra se io non sono riuscito a mantenere i miei impegni, perché voi ci avete dato una stima del traffico che è esageratamente sopravvalutata, quindi se io non riesco a finire l'opera è per colpa della Regione che nelle norme contrattuali ha messo delle cose che non possono essere rispettate. Quindi la colpa, se non viene finita l'opera, non è del privato, dice il privato, ma è della Regione. E quindi la causa di tutto questo è della Regione. Questo ci dice nel contenzioso. Ma mettiamo caso che in attesa che arrivi l'esito del contenzioso, e può arrivare tra 10 o 15 anni, intanto quell'opera rimane bloccata, rimangono i disagi, non vengono pagati coloro che sono stati espropriati. Questo è l'effetto. Non vengono pagati e poi ci sono i disagi, e con la probabilità molto concreta che il contenzioso venga tra 10 o 15 anni vinto dal privato. I 300 milioni che devono essere reperiti attraverso l'addizionale non servono per finire l'opera, ma servono per sbloccare i finanziamenti che gli istituti di credito devono mettere a disposizione per permettere l'ultimazione dell'opera. Quindi, allora, se non si fa questo, dobbiamo trovare somme alternative in modo alternativo. Vediamo quali. Non ho ancora capito quali proposte alternative sono venute. E allora, se la situazione sta in questi termini, e se l'abbiamo ben fotografata, adesso dobbiamo uscirne. In che modo? Scegliendo il male minore. Purtroppo. Scegliendo il male minore. E guardate, lo dico con altrettanta determinazione, pur avendo ben studiato tutto il meccanismo dei project e sapendone la pericolosità e gli effetti devastanti per l'ente pubblico, noi, proprio perché vogliamo trovare una soluzione a questo pasticcio, saremo costretti con nessun entusiasmo, vi posso garantire, con nessun entusiasmo, saremo costretti a turarci il naso e a votare questa soluzione che è il male minore. Turarci il naso e votare questa soluzione, senza nessun tipo di entusiasmo, perché sappiamo che le soluzioni alternative sarebbero sicuramente peggiori rispetto a quella che è stata individuata.